Centro Anch'io, Centro Anch'io. Di nuovo qui amici, bentrovati all'angolo tra via Carlo Cattaneo e via Gabriele Rosa, in piazzetta Legnano c'è la chiesa di San Benedetto. Centro Anch'io. Praticamente sconosciuta ai bresciani è l'ex chiesa di San Benedetto, che fu costruita nel IX secolo come sede cittadina dell'abbadia leonense di Leno. Inizialmente si trattava di un piccolo edificio con brolo annesso che si affacciava sull'antico decumano romano. Durante il Medioevo venne qui trasferita una reliquia del braccio destro di San Benedetto da Norcia, portata qui dall'abbazia di Monte Cassino in cambio di una reliquia estratta dai resti di San Faustino. La chiesa mostra ancora oggi lo stile romanico di quando fu edificata, ha una facciata a capanna e un portale d'ingresso con due piccole monofore ai lati. Nella parte alta della facciata si possono intravedere degli affreschi, purtroppo molto danneggiati e poco leggibili, che risalgono al 600 e che hanno come soggetti San Benedetto e Santa Scolastica. Accanto alla chiesa, in magnifico stile neoclassico, c'è Casa Vantini, detta anche alle Tre Spade, che è del 1831. Il proverbio di oggi è dedicato alle pochissime persone disoneste in Italia. La ma buono appena de ciapà, le de taià. Fermi dove siete. Centro Anch'io. Di nuovo qui, la ma buono appena de ciapà, le de taià. Sentiamo un po' i bresciani, eh? La mano che è capace solo di prendere è da tagliare, che non sa dare è inutile, una cosa del genere. Da imparare quindi Paolo da questo. Absolutely, yes, certo che sì, è certo. Of course, ma tu spendi tanto, quindi. 10 euro in offerta, non c'è una lira, però insomma, Allora, non la tagliamo la mano, va. teniamola che è meglio. Che la mano che ruba è da tagliare, no? Mi fido di lei, eh? Ah, è così, è così. Allora, Claudio, che fai a spasso? Sono in giro a far compere. Oh, i soldi altrui. Senti Claudio, tu sei di Lumezzane, ma il dialetto bresciano lo conosci, no? Sì, È sempre quello, dai, siamo parenti un po', no? La ma buono appena de ciapà, le de taià. Che significa secondo te, Claudio? La ma buono appena de ciapà, le de taià. la mano buona appena da prendere è da tagliare. Cioè, Cioè? che non bisogna appena ricevere, ma anche dar qualcosa. Capì Claudio? Che intelligente. La mano che sa soltanto. Che è quella capace di prendere, probabilmente la destra, e quella capace di tagliare. La mano è buona da prendere e da tagliare. Ok, tagliamo una mano. Quale? La destra o la sinistra? È la destra. La destra. Tagliamo la destra. Grazie signora Mariella. Alessandra, E Mattia. Alessandra e Mattia. Come ve la cavate col dialetto? un po' dai nonni, così così, però non molto parlato, diciamo. Tu sei di Brescia, Mattia? Sì, però non lo so parlare perché lo parla solo mio papà nella famiglia. Quindi Basta capirlo, tu stai zitto, capisci? zitto, capisco, va benissimo. Allora Alessandra, la ma buono appena de ciapà, le de taià. Che significa questo proverbio secondo te? La ma che è buono appena de ciapà, le de taià. Ah, la mano che è capace solo di prendere e da tagliare. Tu prendi solo o dai anche, in senso, No, dico, sai solo prendere e chiedere o anche una persona generosa che... Oh, Chiedo a lui. Allora, non... La ma buono appena de ciapà, le de taià, caro Mattia. Che significa? La mano che è solo capace a prendere e che non dà nulla è da tagliare. Bravo Mattia, eh? No, brava pure tu. In compagnia della signora Davina, un po' ciclista, Guarda Manu, qua fai vedere, mostra che bella bicicletta, tutta floreale, è una signora floreale lei. Sì, sì, mi piacciono. Senta signora Davina, la ma buono appena de ciapà, le de taià, che significa secondo lei? Cioè, chi sa solo prendere e non dare. Pronti per chiudere anche questa puntata allora? La ma buono appena de ciapà, le de taià. La traduzione semplice, no? La mano che è capace soltanto di chiedere, di pretendere, talvolta di rubare, è da tagliare. Proviamo a immaginare quanti pochi politici e non solo girerebbero monchi,
Vabbè, impariamo a compiere gesti di bontà. Grazie per essere stati in nostra compagnia, rinnoviamo l'appuntamento alla prossima. Ciao!